Crescita condivisa, continuità e valore del nuovo, ricerca del bene comune. 4 i punti indicati dal sindaco Donadoni nel suo discorso di insediamento. Prima riunione del Consiglio a Santa Margherita Ligure. Presentata la nuova giunta comunale anche a Leivi, il sindaco Vittorio Centanaro ha scelto Enrica Del Grosso come vice e Roberto Copello come assessore ai bilanci e agli impianti sportivi. 7 infermieri di imminente assunzione, l'avvio delle procedure assunzionali per operatori sociosanitari. L'ASL 4 replica al grido d'allarme lanciato dalla CISL sulla carenza di personale sanitario. Festa di Sant'Antonio da Padova al santuario di Chiavari. Maestro di fede, Antonio ci insegna che l'uomo cerca la pace e la trova in Dio. Così ha spiegato il vescovo Monsignor Tanasini. La Curia di Genova via la causa di beatificazione di Aldo Castaldi, nome di battaglia Bisagno, medaglia d'oro della Resistenza, ricordato come primo partigiano d'Italia. Festa nella sede della Bocciofila Rivana. Per svecchiare questo sport l'associazione ha insegnato il gioco delle bocce a un'ottantina di bambini delle primarie. Il prossimo obiettivo: inserire anche atleti disabili. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Apriamo il nostro giornale con la politica amministrativa. Si è riunito ieri sera il rinnovato Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure. Ha prestato giuramento il riconfermato sindaco Paolo Donadoni, che nel suo discorso di inizio mandato ha tracciato i punti che faranno da linee guida per quanto riguarda il suo nuovo operato. Lo sentiamo. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Crescita condivisa, continuità, valore del nuovo, ricerca del bene comune. Sono 4 i punti indicati dal sindaco Paolo Donadoni nel suo discorso di insediamento pronunciato nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale. Dopo aver ricevuto la fascia tricolore dalle mani della sua primogenita, il sindaco riconfermato ha voluto tracciare quelle che saranno le linee guida del suo mandato per i prossimi 5 anni. Lo sviluppo di Santa Margherita avverrà in parallelo con la crescita di consapevolezza e di operatività della nostra amministrazione. Nel corso della seduta Donadoni ha comunicato i nomi degli assessori Emanuele Cozio, vice sindaco, Linda Peruggi, Valerio Costa, Beatrice Tassara. Nel lavoro che svolgeremo nei prossimi 5 anni sarà fondamentale continuare a lavorare insieme con le energie positive della città, perché soltanto insieme si riescono a raggiungere risultati importanti che sono molto superiori rispetto a quello che è la somma algebrica dei fattori che compongono questa addizione. In apertura di seduta il Consiglio ha visto la rinuncia a posto di consigliere degli ex sindaci Claudio Marsano e Angelo Bottino. Al loro posto sono subentrati Fabiola Brunetti e Alessandro De Giovanni. E proprio a tutti i componenti della minoranza si è rivolto il sindaco nella parte conclusiva del suo discorso. L'invito è stato quello di una collaborazione attiva, avendo a cuore il bene della città e di tutti i suoi abitanti. Mi auguro che dall'opposizione si possa comunque produrre degli atti e delle attività propositive a favore della città e che allo stesso tempo si riesca a mantenere sotto controllo tutto ciò che verrà fatto da questa amministrazione. Noi nei prossimi anni porteremo avanti dai banchi dell'opposizione, in cui i cittadini ci hanno messo, le nostre proposte, che sono proposte di rinnovamento e di trasparenza, come abbiamo già detto nella nostra campagna elettorale, e naturalmente saremo molto attenti ai temi che abbiamo portato in campagna elettorale. Su quei temi assicuriamo un'opposizione costruttiva. Sono iniziati ieri sera i controlli speciali durati dal tardo pomeriggio sino alle 2:30 della mattina per garantire un divertimento sano e sicuro ai giovani che raggiungono Santa Margherita Ligure. Con apposita ordinanza, anche per questa stagione, l'amministrazione comunale ha previsto il divieto di trasportare bevande alcoliche in contenitori di vetro, plastica, alluminio, lattine o tetra pak sul territorio cittadino nelle notti di mercoledì e sabato. Il servizio straordinario di controllo ha coinvolto la Polizia Locale, la Croce Rossa Italiana, i Carabinieri, Guardia di Finanza e anche unità cinofile. Il servizio ha l'obiettivo di non consentire a minori di consumare bevande alcoliche o sostanze stupefacenti durante il tragitto verso i locali della Movida. I controlli proseguiranno periodicamente per tutta l'estate, anche per questa stagione, e quindi l'amministrazione attiverà il progetto
Viva la Movida, già sperimentato lo scorso anno con risultati più che positivi, articolato su più fronti per fornire servizi utili ai giovani, per la sicurezza della città e della tutela della quiete pubblica. Lasciamo Santa Margherita, passiamo a Leivi, dove c'è stato il primo consiglio comunale col sindaco Vittorio Centanaro, rieletto per il terzo mandato e che ha presentato la nuova giunta. Il sindaco ha annunciato continuità rispetto alle opere iniziate negli anni precedenti, vicinanza a tutti i cittadini e una particolare attenzione al mondo della scuola. Lo sentiamo. Si insedia la nuova giunta del comune di Levi, con novità rispetto al precedente mandato di Vittorio Centanaro. Roberto Coppello è stato nominato assessore con deleghe al bilancio, alle manifestazioni e agli impianti sportivi. A Enrica Del Grosso la carica di vice sindaco, con deleghe alla cultura, istruzione e ai servizi sociali. La popolazione di Levi mi ha incaricato di portare avanti questo impegno che faccio mio e che spero di onorare. Io ringrazio i cittadini di Levi per la stima che mi hanno dimostrato e soprattutto anche il sindaco per avermi conferito questo incarico. E credo di poterlo portare avanti con serietà, con lealtà e onestà. La minoranza, costituita da 3 consiglieri, ha assicurato che lavorerà in modo serio e propositivo con l'amministrazione. Sarà il nostro obiettivo è quello di collaborare per il bene del Paese, cercando di promuovere, cercando di essere propositivi per tutte quelle attività che serviranno per far crescere Levi. Chiaro, il nostro ruolo è quello di controllo e lo faremo con serietà. Il sindaco Centanaro ha tenuto per sé le deleghe ai lavori pubblici e all'edilizia privata. L'impegno che il Consiglio Comunale di Levi si è assunto questa sera, sera dell'insediamento, è quello di proseguire tutte quelle opere che sono in corso, di dare avvio alla riapertura di Via Gazzo, di essere molto presenti e attenti alle situazioni che si modificano sul nostro territorio, alle criticità, di essere vicini alla popolazione, di essere vicini alla scuola, di essere assolutamente vicini alle persone in difficoltà. Un territorio così importante deve essere rivalutato attraverso tutta una serie di manifestazioni e iniziative che solo grazie alla collaborazione delle associazioni che ben rappresentate su questo territorio potranno dare collaborazione, potremo andare avanti. Siamo a totale disposizione di tutti i cittadini, la mia porta è sempre aperta. Non si è fatta attendere la risposta dell'ASL 4 Chiavarese circa il grido d'allarme lanciato ieri dalla CISL per la carenza di personale nelle strutture sanitarie del Tigullio. L'azienda con una nota specifica alcune imprecisioni sottolineate dal sindacato circa le modalità di assunzione del personale e annuncia invece imminenti assunzioni. Vediamo. 7 nuovi infermieri di imminente missione in servizio e la possibilità di assunzione di nuovi OS grazie alla pubblicazione della graduatoria di personale del profilo di operatore sociosanitario da parte di Città Metropolitana. La risposta dell'ASL 4 al grido d'allarme lanciato dalla CISL circa la carenza di personale sanitario è tempestiva e dettagliata. L'azienda, si legge nella nota, ha sempre attivato le procedure per la sostituzione di tutto il turnover del personale sanitario, richiedendo alla Regione le necessarie deroghe per l'assunzione. Nel comunicato viene inoltre specificato che l'utilizzo delle prestazioni aggiuntive cosiddette a gettone è strumento previsto dalla legge e rappresenta una modalità ordinaria di reperimento delle risorse. I controlli mirati a verificare le eventuali violazioni della normativa europea sull'orario di lavoro avrebbero sempre riscontrato l'assenza di violazioni. L'azienda specifica inoltre che non risponde al vero che le sostituzioni delle assenze per maternità e lunghe malattie siano possibili senza acquisizione di autorizzazione regionale. Durante l'incontro sindacale del 22 maggio scorso, la direzione aveva assunto l'impegno di porre in essere, nell'attesa di disporre di graduatoria utilizzabile per OS, un progetto integrativo con relativo appalto che costituisce un valido supporto per i servizi. Tale progetto è in fase di attuazione come concordato con i sindacati. Altro piano sul quale si sta lavorando è l'ipotesi di esternalizzazione dei servizi con contestuale assegnazione di unità di personale dipendente infermieristico, ausiliario ed OS ai reparti ad integrazione della dotazione organica. L'azienda non avrebbe
avrebbe mai interrotto l'attività di reperimento del personale e della dirigenza del comparto, con particolare riferimento al ruolo sanitario. Infine, l'ASL ritiene che non ci siano situazioni di grave criticità sull'eccedenza oraria, così come indicato dalla CISL, segnalando che al 31 dicembre 2018 il 10% del personale dipendente risultava in debito di orario, con l'adozione di conseguenti correttivi contrattuali da parte dell'azienda. Su tutto il territorio regionale ci sono 176.153 pazienti potenziali con rischio moderato, 5.860 a rischio intermedio, 1.894 pazienti invece con rischio alto. E questa è la fotografia scattata dall'Agenzia Ligure per la Sanità, che ha incrociato una serie di parametri sanitari per tracciare una mappa del rischio provocato dal caldo. A questo proposito, in vista della prima ondata prevista per la giornata di domani, la Regione ha predisposto alcune misure nell'ambito del cosiddetto piano caldo, elaborato dalla task force creata da Alisa, con tutti i soggetti interessati alla tutela socio-sanitaria, guidata da Ernesto Pallummeri, coordinatore del centro di riferimento Ligure per le ondate di calore. Tra le misure previste, la possibilità di attivare ricoveri temporanei, il ricovero breve, in strutture residenziali sociosanitarie dei soggetti suscettibili, l'attivazione di un'unità di valutazione geriatrica per garantire le dimissioni protette dagli ospedali, il potenziamento della rete del progetto Meglio a casa, che prevede il rientro al domicilio e la contestuale attivazione di un assistente familiare per il periodo massimo di un mese e a totale carico di Regione Liguria. Pagina ecclesiale, la Chiesa oggi celebra la festa di Sant'Antonio da Padova. Al santuario di via San Francesco a Chiavari, Monsignor Tanesini ha presieduto la Santa Messa. Maestro di fede, Antonio ci insegna che l'uomo cerca la pace e la trova in Dio. Così ha spiegato il vescovo diocesano, ma lo ascoltiamo nel servizio che segue. Secondo un'immagine molto bella, Antonio ci invita a riflettere sul mistero della nostra vita, per non essere sballottati da qualunque vento di dottrina. In un'epoca di relativismo e false ideologie è l'esempio di Sant'Antonio da Padova, maestro di fede e padre della Chiesa, a indicarci la strada per dare un senso alla vita dell'uomo. Lo ha ribadito il vescovo Monsignor Tanasini, che al santuario dedicato al Santo Guaritore ha presieduto la Santa Messa in sua memoria. È il Vangelo a guidare i passi del francescano. L'uomo, metafora del mondo in cammino, è sempre in movimento, combattuto tra le soddisfazioni e le difficoltà nel passare dall'est della sua nascita all'ovest della sua morte. In realtà, ha spiegato il pastore della diocesi, riprendendo il pensiero di Sant'Antonio, quello che cerca l'uomo è la pace. E dove trova la pace, dice Antonio, l'uomo? Dove la trova davvero la pace? In Dio. Il luogo della pace dell'uomo è Dio. Noi siamo chiamati a riposare in Lui. Egli è il nostro riposo, non in altri beni, non in altri interessi, ma in Lui. Finché non abbiamo raggiunto Lui, il nostro cuore sarà agitato, sarà tormentato. E solo nel guardare alla prospettiva della morte, ha continuato Monsignor Tanasini, l'uomo riesce a dare il reale valore alla vita. Così, in mezzo alle difficoltà o alle gioie della vita, sarà possibile trovare quella pace del cuore a cui mirava Sant'Antonio. Ci aiuti davvero Sant'Antonio ad avere questa visione della nostra vita, che è una visione bella, gioiosa, seria. E allora penso che troveremo davvero la pace del cuore che cerchiamo. Le celebrazioni per la festa di Sant'Antonio a Chiavari sono proseguite nel pomeriggio. Sul piazzale del santuario c'è stato l'affidamento dei bambini al santo con la benedizione dei gigli e la processione lungo le vie del quartiere. Ad accompagnare la preghiera dei molti partecipanti, la musica della banda della città di Chiavari. Dopo aver raggiunto Piazza Roma, la processione con l'Arca del Santo ha fatto rientro nella chiesa di San Francesco, dove il sacerdote novello Don Alessandro Cavallo ha presieduto l'Eucaristia. Questa sera alle 21 sarà celebrata l'Eucaristia da Don Pino Carpi, la messa per tutti i benefattori del santuario. E a seguire ci sarà il concerto del piccolo ensemble dei frati del corpo bandistico Città di Lavagna.
Apriamo ora la nostra finestra sull'Arcidiocesi di Genova. La redazione del Cittadino presenta i fatti della settimana e alcuni appuntamenti per quanto riguarda i prossimi giorni. Linea Genova. Benvenuti nella redazione del Cittadino. Apriamo questo nostro spazio dando notizia della ordinazione sacerdotale e di quella diaconale celebrata in cattedrale domenica scorsa nella solennità di Pentecoste. Il cardinale Angelo Bagnasco ha infatti ordinato sacerdote Don Enrico Litigio, 31 anni, originario della parrocchia di Pedemonte, e ha ordinato diacono Don Tivanka Karunaratne, originario dello Sri Lanka. Diventerete sacerdoti, ha detto l'arcivescovo nell'omelia, non perché lo avete scelto, ma perché avete risposto alla chiamata di Dio. Il sacerdozio vi verrà donato dalla Chiesa e per questo tutto è grazia. Diamo poi rilievo alla notizia pubblicata questa settimana sul nostro giornale. Il cardinale Angelo Bagnasco ha promulgato l'editto dando il via alla causa di beatificazione e canonizzazione di Aldo Gastaldi, Bisagno, primo partigiano d'Italia e medaglia d'oro della Resistenza. Valoroso combattente, uomo dotato di grande umanità e saldi principi morali, fervente cattolico, guidò in modo impareggiabile una leggendaria formazione garibaldina. Sabato 15 giugno a Rovegno ci sarà la cerimonia commemorativa con l'inaugurazione del monumento dedicato ad Aldo Gastaldi e alle ore 11 la Santa Messa celebrata da Monsignor Niccolò Anselmi, vescovo ausiliare. Tra gli appuntamenti previsti in diocesi per questo weekend segnaliamo la giornata di spiritualità per la pastorale familiare delle diocesi liguri. L'appuntamento è per tutti sabato 15 giugno al Santuario della Guardia. Alle ore 15:30 la Santa Messa celebrata dal cardinale Bagnasco. E sempre alla Guardia, domenica 16 giugno alle ore 9:30, il tradizionale pellegrinaggio del mondo del lavoro guidato dall'arcivescovo. Continuate a seguire le nostre notizie sempre aggiornate sul sito www.ilcittadino.ge.it. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci. Bene, torniamo in studio. L'Assemblea Provinciale di Libera Genova ha eletto Andrea Macario nuovo referente provinciale. Macario, 32 anni, consulente specializzato in privacy, analisi dati e strategia di comunicazione digitale e anche collaboratore dell'Università degli Studi di Genova e attivista di Libera Genova dal 2012. Andrea Macario prende il posto della referente uscente Chiara Volpato, operatrice sociale, da sempre impegnata nel mondo dell'associazionismo genovese. L'amministrazione comunale di Chiavari ha incontrato questa mattina il comitato di Via Trieste nato da un gruppo di residenti che vogliono fermare il progetto presentato da Italgas per la realizzazione di un insediamento abitativo nell'ex area di Via Trieste. Ad accogliere i cittadini guidati da Maria Rita Ali, il sindaco Marco Di Capua. La possibilità di costruire nell'area è dovuta ad una modifica del piano di bacino attuata in autonomia da Regione Liguria su richiesta di Italgas, che ha trasformato i parametri di esondabilità dell'area ridefinendola gialla categoria B0. Il sindaco ha l'obbligo di muoversi nell'ambito del rispetto delle norme di legge e non può andare oltre quelle previsioni, ma al fianco del comitato cercherà di fare il possibile per impedire l'aumento di volume. Ha commentato così il sindaco, che ha precisato come sia falsa l'affermazione che, avendo fatto scendere il PUC adottato da Levaggi, è scaturita la possibilità di presentare il nuovo progetto. Se la mia amministrazione avesse approvato il PUC di Levaggi, il progetto sarebbe stato presentato comunque nelle stesse dimensioni di oggi, ha ribadito il primo cittadino. Siamo soddisfatti di sentire che il sindaco e la maggioranza condivida il nostro pensiero e voglia collaborare con noi, addirittura iscrivendosi al nostro comitato. Aspettiamo il prossimo incontro per capire quali novità e quali sviluppi ci saranno in merito. Questo è stato il commento di Maria Rita Ali, portavoce del comitato di Via Trieste. Ci sono delle novità per quanto riguarda gli studi di settore. Ne parliamo nel nostro approfondimento del giovedì con lo sportello Economia. Può partire.
A partire dalla dichiarazione dei redditi di quest'anno vanno in pensione gli studi di settore. Al loro posto subentrano gli ISA, gli indici di affidabilità fiscale, i cui parametri riguardano varie attività economiche dei comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni. Per calcolare l'indice sintetico di affidabilità fiscale da parte di imprese e professionisti, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet il programma Il Tuo ISA. I dati forniti dall'Agenzia potranno, non appena disponibili, essere consultati e acquisiti sia in modalità puntuale tramite il cassetto fiscale direttamente dal contribuente o dall'intermediario delegato, sia in modalità massiva attraverso il servizio Entratel da parte degli intermediari per i propri clienti. Una volta immessi i valori nei quadri, l'applicazione fornisce un riscontro trasparente espresso con un punteggio da 1 a 10 sul livello di affidabilità, una sorta di classifica. Per le imprese e i professionisti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 è previsto l'esonero, entro i limiti fissati, dalla posizione del visto di conformità, nonché la riduzione di un anno dei termini per l'accertamento dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo e dell'IVA. I contribuenti con ISA almeno pari a 8,5 sono esclusi inoltre dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. Coloro che ottengono un punteggio da 9 a 10 sono esclusi anche dall'applicazione della disciplina della società non operative e della determinazione sintetica del reddito complessivo. Le cosiddette pagelle fiscali sono costruite con una metodologia statistico-economica che tiene conto anche di informazioni e dati dichiarati negli ultimi anni. Per questo motivo occorre scaricare telematicamente quanto risulta all'Agenzia delle Entrate nel proprio cassetto fiscale, controllarlo e validarlo con un notevole aggravio di lavoro. Il nuovo strumento punterebbe a fornire a lavoratori autonomi e imprese un riscontro accurato e trasparente sul proprio livello di affidabilità fiscale nell'ottica di incrementare la tax compliance, ossia il dialogo con l'Agenzia preventivo rispetto all'invio degli accertamenti. Con gli ISA gli operatori economici possono quindi valutare autonomamente la propria posizione ed eventualmente correggere i dati. In certi casi, ad esempio, il contribuente potrà adeguare i propri ricavi per evitare di entrare nelle liste di selettività e per avere ulteriori benefici. E adesso andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani, la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 14 giugno. Alle 17 nella sede di Confedilizia Chiavari, in piazza Nostra Signora dell'Orto, incontro pubblico nel quale detrazioni e incentivi fiscali per la ristrutturazione della casa. Interverranno Sabrina Bergamo, Marco Gloria Lanza, Matteo Codde e Maria Antonietta Cella. La nuova Via della Seta, un'opportunità di sviluppo per Genova e l'Italia. Seconda giornata di confronto sul progetto Belt and Road Initiative a cura di Confassociazioni Liguria, dalle 15 alle 17:30 al Palazzo di Giustizia in piazza Portoria a Genova. Prosegue la rassegna alle letture del bibliotecario, organizzata alla Società Economica di Chiavari e curata da Enrico Rovegno. Nella sala Ghio Schiffini dalle 17:30 si parlerà di Dino Buzzati. Nell'ambito della mostra collettiva organizzata dall'associazione Le Arti si incontrano, dedicata a Fabrizio De André, che ospita le opere degli alunni dell'Istituto Marco Polo, Caboto e Luzzati, alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari, recital musicale narrativo di Federico Siriani, dal titolo Si chiamava Faber. L'Azione Cattolica di Chiavari, a conclusione del percorso cittadino e per iniziare l'estate, propone il film Parlami di te, dalle 19:30 alla pericena al Centro Sociale San Giovanni di Chiavari, mentre alle 20:30 seguirà la visione del lungometraggio. Saggio degli allievi dell'Istituto Diocesano di Musica GB Campodonico alle 21 nella chiesa di Sant'Antonio a Chiavari. Conversazione con Sergio Gabrovic alle 21:15 in piazza Marconi a Sesta Godano. Verrà presentato in anteprima il libro Groppo, la parrocchia, la storia, le persone. Bene, torniamo in studio, parliamo di bocce. Sono circa un'ottantina i bambini delle scuole primarie coinvolte dagli associati della bocciofila Rivana in attività sportive. Durante l'anno i giovani hanno ricevuto i primi insegnamenti su questa disciplina con dei risultati addirittura sorprendenti. L'auspicio degli organizzatori è che si possa estendere questo sport anche a persone portatori di disabilità. Vediamo. Chi
Chi l'ha detto che le bocce sono uno sport per pensionati? Dalla bocciofila rivana arriva la smentita categorica a questa affermazione. Negli anni si è sempre più incentivato l'avvicinamento alla disciplina anche dei giovani e dei bambini. L'idea dell'associazione, e il comune è vicino in questo a chi gestisce la struttura, è quella di integrare l'attività con i bambini, coinvolgerli nel gioco delle bocce, facilitare l'incontro tra generazioni e aprire anche ad altri sport. È un ottimo modo per sostenere lo sport, per sostenere i ragazzi, insomma l'incontro di tutte le età, e quindi davvero come comune incentiviamo questo utilizzo. Circa un'ottantina di bambini delle scuole primarie sono stati coinvolti nel corso della stagione in attività di apprendimento e gioco con risultati sorprendenti. Si divertivano e lo prendevano come un gioco serio. Ecco, non come una cosa in più rispetto al calcio o altri sport che vanno per la maggiore adesso. Ecco. E comunque vedo che qualcuno ci si è affezionato, ha chiesto se può venire a giocare con nostro piacere, perché c'è aria... C'è bisogno di un'area di freschezza in questo sport. L'esito conclusivo è stato un pomeriggio di festa con l'ambizione di estendere questo sport anche a ragazzi con disabilità. Qui tutto l'anno, ogni 15 giorni, vengono i ragazzini fanno un'ora di allenamento alle bocce. Ci sono 2 soci volontari che insegnano. E in più, collaborando con la società Campo del Vescovo di Brugnato e con la società Helios di Velva e col Consorzio Tassano, stiamo formando dei disabili allo sport delle bocce, in modo che vogliamo partecipare ai campionati europei paraolimpici. Soddisfazione per gli atleti della FIMA Chiavari ai campionati italiani di lancio tecnico e il log casting per le categorie mulinello fisso, lancio di precisione, light casting, svoltisi nel campo di gara federale alla Spezia. Un oro e un argento nella categoria mulinello fisso col neoacquisto Francesco Zama, che ha preceduto il compagno di società Filippo Montepagano. Argento e bronzo invece per Simone Del Corso, Massimiliano Del Corso nel lancio di precisione. Infine terzo posto a Filippo Montepagano nel light casting. Nella somma dei risultati la società chiavarese si è così conquistata il primo posto, portando a casa il secondo gagliardetto italiano tricolore, conquistando in questa specialità. In occasione della seconda edizione della Sagra del Pesce Azzurro organizzato dal Genoa Club Ugo Vignale di Lavagna il 26 e 27 luglio, l'Agorà di Lavagna in collaborazione col Circolo Fotografico DLF di Chiavari organizza la prima edizione del concorso fotografico a tema fisso Calma Azzurra, il mare e i suoi pesci. Il concorso è gratuito e aperto a chiunque voglia partecipare. I lavori pervenuti saranno esposti al pubblico con una mostra che si terrà all'interno dei locali del club e che sarà visitabile durante la sagra. La premiazione dei vincitori è prevista per la sera del 27 di luglio. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il giornale di questa sera. Prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre, domani 12:45 Tiguglio Oggi. Vi lascio alla programmazione serale sulla nostra emittente e vi auguro una buona serata. Arrivederci.